L'orchestra Erasmus si è esibita ieri sera al Tempio di Giunone in un concerto ad Agrigento dedicato alle vittime delle mafie sui valori della cultura e della legalità in Europa. Un evento speciale che ha visto anche la presenza del ministro per l'istruzione Busetti e la testimonianza della sorella del magistrato Giovanni Falcone, Anna, e di Leonardo Guarnotta dell'omonima fondazione. Il mio dolore era accresciuto nel dovermi dire tutto è finito, tutto è finito. Però, non so, forse per una caratteristica proprio della nostra educazione familiare mi sono anche detto che tutto non poteva finire, perché la memoria di Giovanni era non soltanto la memoria di un magistrato che aveva tanto lavorato bene, aveva fatto tanto bene il suo lavoro, ma la memoria di Giovanni poteva servire ai giovani per credere in una Sicilia, in un'Italia diversa. Ecco che allora ho pensato che l'unica cosa che potevo fare era quello che Giovanni ci diceva sempre, e cioè che la mafia non si combatte soltanto con la repressione, ma che la mafia è un fatto culturale e che per sconfiggerla era necessaria andare fra i giovani, parlare ai giovani, creare quel salto culturale tale da permettere la creazione negli anni. Non era un processo, diceva Giovanni, semplice e nel breve periodo, ma era un processo per creare una società diversa, una società che dismettesse tutti quelli che sono i disvalori della mafiosità e in particolare l'omertà e l'indifferenza. L'orchestra è stata diretta dal maestro Elio Orciuolo ed è composta da oltre 50 musicisti Erasmus provenienti dai conservatori e istituti musicali di tutta Italia. Nasce 30 anni fa in occasione dell'anniversario del progetto europeo che permette ai giovani studenti di vivere un'esperienza di studio all'estero. È un'orchestra di studenti, quindi non professionisti ma studenti, per ragazzi che sono ancora in formazione nei nostri conservatori di tutta Italia. Sono studenti che hanno partecipato o che stanno partecipando al programma Erasmus, il programma dell'Unione Europea che permette a tante persone di formarsi e di studiare in Europa. Quindi questi ragazzi sono stati selezionati sulla base di questo, cioè come portatori, come ambasciatori del programma Erasmus. Ci sono musiche di Rossini perché questo è il 150° della morte, ma anche Puccini, Donizetti, alcuni pezzi della Carmen di Bizet e alla fine l'inno europeo perché Erasmus è il programma dell'Europa. Questa presenza qui alla Valle dei Templi? È un luogo bellissimo, un setting meraviglioso e anche molto adatto perché parliamo di musica, parliamo di cultura e quindi quale miglior scenario?